Carissimi amici, ben ritrovati ad una nuova puntata di Spazio Vostro su Televenezia. Grazie di essere ancora nostri ospiti e soprattutto sono molto onorata e ben felice di presentare l'ospite di oggi che è finalmente qui con me e che in questo periodo, in questo arco di tempo di 15 giorni sta lavorando all'Acremente al Mestre Book Fest appunto, e parliamo del direttore artistico, ovvero Alessandro Tridello. Buongiorno a tutti. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Grazie. Sono onorata, come dicevo, di Grazie averti mille. qui perché Mestre, attraverso appunto questo bellissimo festival dedicato alla letteratura, sta portando dei nomi molto importanti e che poi adesso andremo anche un po' a vedere insieme in Piazza Ferretto, ma anche in tantissime altre location che avete deciso. Allora, carissimo Alessandro, intanto possiamo darci del tu, entriamo in confidenza, se mi dai Assolutamente sì, certo. questa possibilità. Quindi ti chiedo, allora tu sei già arrivato alla terza edizione di questo festival che ogni anno cresce sempre di più. Quest'anno si terrà dal 3 al 15 giugno, quindi è già diciamo iniziato ed è iniziato proprio con il botto, diciamo, Certo. perché è stato veramente io ho avuto modo di partecipare, di vedere, è stata una giornata il 3 di giugno, è stata una giornata molto impegnativa, però con grandi soddisfazioni. Allora, oltre a spiegarci questo, adesso ti lascio la parola, tu hai dato però anche diciamo così, un titolo, un sottotitolo diciamo, a questo festival che è Difendiamo la specie. Io sono sempre molto incuriosita dalle cose, quindi spiega ai nostri telespettatori che cosa intendi con Difendiamo la specie e poi parliamo intanto di questo prima Settimana. puntata, prima settimana di come sta andando. Allora, intanto il Mestre Book Fest è arrivato alla terza edizione grazie anche all'aiuto del Comune di Venezia e di Confcommercio Mestre, Certo. che mi aiutano a creare questo palinsesto che è molto complicato ed è esaltante. Il Mestre Book Fest per definizione è un festival pop, quindi popolare, che ha come missione quella di portare più persone in centro, nella piazza di Mestre. Come Ci dicevamo siamo all'inizio. riusciti in questa prima settimana, nonostante anche il tempo, portando autori come Maurizio De Giovanni, Lucarelli, Alice Guerra, Caprarica, Riccardo Patrese. E adesso inizierà ovviamente la seconda settimana che sarà ancora più emozionante. E abbiamo utilizzato questo fil rouge che si chiama Sì. Difendiamo la specie, perché noi ovviamente prendendola anche molto alla leggera vediamo che la tecnologia si intromette sempre di più ovviamente nelle vite ormai da tantissimi anni come variante della lettura, e chi invece è un lettore compulsivo sta diventando sempre di più una specie protetta. Una specie rara. Una specie rara. E quindi facendo un festival allegro, leggero, pensiamo di poter riportare le persone in contatto con il libro e di conseguenza difenderle come specie dalla parte. Difendere i lettori, quindi. Questa è un'ottima, diciamo così, iniziativa e merita l'applauso appunto da parte di tutti perché effettivamente la lettura è una cosa importante che aiuta poi soprattutto il mondo giovanile che Certo. si sta sempre più allontanando attraverso quello che dicevi prima, i dispositivi, però attraverso alcuni generi si avvicinano molto, dipende, vanno un po' anche a Allora, gusti. in realtà la fascia di età dai 13 ai 25 anni Sì. si è avvicinata soprattutto durante il Covid, Sì, durante certo. anche delle piattaforme come Wattpad, a creare dei fenomeni, del fenomeno del romance, il fenomeno Sì. del Fantasy. romantasy o del fantasy. Il Sì. romantasy è l'unione tra queste Queste due, certo. che ha colpito fondamentalmente le lettrici femminili
e che stanno diventando voraci. Assidui, lettrici. E proprio sì. leggono i libri tutti dall'inizio alla fine, li colorano con i pennarelli, li mettono i E post-it. durano pochissimo perché mi dicono c'è certi genitori che li divorano Sì, proprio. in giro di un Cioè, paio nel di giro di un paio giorni. di giorni li finiscono e devono E, correre in libreria a e comprarne. anche l'evento con l'incontro dell'autore è visto proprio come un evento, come un concerto. Sì? Quindi comprano i pass prioritari e firmacopie, Certo. c'è proprio Che l'incontrare il bello. loro idolo, la loro idola, Certo, e certo. quindi vedi che hanno proprio una passione. Invece i maschietti, diciamo, i ragazzini, sono più legati al fumetto manga, Certo. e che è, diciamo, Un'altra... un'altra realtà Sì? che non si lega molto bene con la lettura. Sì, è più c'è una cosa È legata anche alla un po' più visione. contorta, perché Sì, comunque i pensieri distopici giapponesi sì. dopo creano molta confusione Mhm. all'interno quindi c'è una parte delle lettrici che legge anche dei romanzi dove si parla anche d'amore e anche Di di sentimenti. sentimenti, sono pronte ad affrontarli. Dall'altra parte c'è un mondo di ragazzini che leggono di isolamento, di Sì, Hikikomori, quindi un po' di Kikimori, sì, quindi è un po' Hikikomori. difficile, Sì, però sì. comunque si Si legge legge... e I mestrini comunque sono bravi lettori, quindi. i mestrini sono dei bravi selezionatori, Mm, quindi devono trovare il posto giusto dove andare a prendere il libro. Non è detto che le nuove aperture abbiano portato a più lettori, certo. però ha portato sicuramente più competizione, quindi più scelta Sì, si è alzata l'asticella, forse magari la e qualità, bisogna stare molto più attenti al cliente alle sue e da questa io sono esigenze. anche il direttore della libreria Ubik di Mestre, quindi vedo proprio che il lettore cerca la professionalità. Certo, tu sei anche presidente dell'Associazione Italiana Librai per la sezione di Venezia e di Rovigo, quindi hai anche questa Sì, importante faccio parte del responsabilità sindacato. di un sindacato. Quindi, beh, un festival quindi che dicevi è stato molto supportato, l'abbiamo visto anche quando c'è stata l'inaugurazione da parte delle istituzioni, delle autorità, Certo. che ovviamente fanno una parte molto importante in tutto questo, perché credono ovviamente in questo festival che giunto alla terza edizione, poi ne succederà un'altra che quindi penso tu stia già quasi ipotizzando, perché ovviamente non stai mai fermo, quindi magari da quello che tu stai vedendo adesso magari hai già qualche idea per la nuova edizione, ovviamente. E diciamo che Qualcosina, qualcosina di nuovo, qualcosina di e nuovo. poi sono sempre Ma aperto a nuove idee. nuove idee, ma torniamo invece a quello attuale. Allora, abbiamo detto che è stato inaugurato il 3, terminerà il 15, quindi amici segnatevi queste date e andate nei social della Mestre Book Fest perché troverete tutte le informazioni, quindi social si intende Instagram, Facebook, TikTok, ma poi anche nel vostro sito Nella che è pagina masterbookfest.it dove trovate il programma, tutto il programma, e nei social ovviamente troverete i reel dei giorni precedenti, le certo. foto Le di quello riprese che è anche poi tra successo. Le foto l'altro, sono sì, molto belle, le sì, riprese sono fatte sì, da un bel lavoro. professionisti, dalla Bengala Agency, quindi siamo molto contenti, ecco. Quindi un impegno molto importante. Sei stanco? Cominci a sentire già la stanchezza oppure No, in sei ancora in una realtà sono fase... ancora carico Sei ancora molto, sono carico, ancora molto benissimo. carico. Allora, visto che sei carico ti faccio altre domande. Allora, quali sono state le novità che hanno caratterizzato maggiormente il Mestre Book Fest quest'anno? E quali sono state sì, appunto queste caratteristiche che l'hanno contraddistinto magari da quello precedente? Allora, ovviamente noi siamo un festival molto lungo che dura 12 giorni, Certo. gli altri festival durano 3 giorni e hanno 100 autori, noi invece ne abbiamo la metà spalmati in 12 giorni. In questi 12 giorni ho deciso di fare delle colazioni
quindi il sabato e la domenica presso l'Emeroteca dell'Arte dei Musei Civici che è appena aperto al centro di Piazza Ferretto, avremo ospiti come Andrea Vitali, come la Monica Pais, come la Marta Perego e Enrico Franceschini, quindi si potrà bere un caffè e mangiare una brioche ascoltando un autore. Che bella In cosa. più riproponiamo i pranzi. Oggi c'è stata l'Anna Lang Zhang, che è la vincitrice della 14ª edizione del Masterchef. E domani all'hamburgeria ci sarà Fabrizio Nonnis El Bacher per mangiare un po' di carne alla brace, e ovviamente il 15, come ogni anno, si chiude mangiando la pizza a Grigoris con Fulvio Marino. Pizza eccezionale. Una pizza buonissima. In più avremo la giornata dedicata a Casanova, che è il 300° anno della sua nascita, Certo. e il lunedì 9 luglio con Ida Amlesù, che parlerà proprio di Casanova. Sia il 9 che il 10 invece avremo i cosiddetti incontri con gli autori locali dentro dei locali di Mestre, proprio perché la nostra, ripeto, attitudine è quella di andare a portare la letteratura un po' dappertutto. Bello, itinerante, quindi andremo al Whisky Bar, andremo al Pickles, alla Filanda Garden, al Bistro 55, al Cadeimat, al J Caffè, all'Anky Panky e anche dal Bar Gruppion al centro Candiani. Bene, come hanno reagito queste attività di fronte a proposte di questo tipo? Cioè, il fatto di ospitare appunto... molto incuriositi, sì. molto... Li salutiamo, li ringraziamo perché mettono a disposizione i loro spazi, appunto, quindi è una bella cosa. Mettono molta anche vivacità, perché cercano certo. di condividere anche la via che noi stiamo intraprendendo, e quindi sono molto soddisfatto, e sempre più locali ci chiedono ogni anno di partecipare, quindi quest'anno sono 9 e speriamo che ce ne siano sempre di più. Insomma. Sicuramente, perché l'obiettivo che il festival si sta appunto proponendo è quello di essere soprattutto sempre più inclusivo, giusto? Certo. E quindi sicuramente quelli che succederanno, i festival che arriveranno più avanti saranno ancora più inclusivi, perché vedendo magari l'esperienza precedente anche gli altri magari vorranno partecipare. Su questo noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo poi con Alessandro Tridello, appunto direttore artistico del Mestre Book Fest. A dopo, grazie. A dopo. Eccoci, siamo ritornati di nuovo in studio a Spazio Vostro su Televenezia con il nostro amico Alessandro Tridello, che è direttore artistico appunto di Mestre Book Fest. Eccoci qua. Sono molto onorata, come dicevo all'inizio della puntata, di averti come ospite, anche perché questo festival è molto importante per la città, una città che sta crescendo attraverso anche e soprattutto eventi di questo tipo. Un evento che ovviamente porta via molte energie, però è anche molto, come possiamo dire, coinvolgente, perché ovviamente oltre a portare grandi nomi porta anche tante persone, non soltanto mestrini, quindi, perché non è, diciamo così, un festival legato solo alla città di Mestre, ma anche poi a tutto quello che c'è intorno, quindi anche ci sono persone che vengono anche da fuori, di prossimità, anche da lontano per vedere i propri beniamini. Mi ricordo che tu mi parlasti tempo fa, ad esempio, di ragazzi che c'è un autore in particolare spagnolo che non riescono a vederlo mai nella loro città, a Madrid, e se lo ritrovano qui a Mestre, i ragazzi che vengono a studiare qui in Italia. La settimana scorsa è venuta Susanna Guion e esatto. Xavier Castillo, ed è stato bello perché sono venuti delle persone spagnole dicendomi: cavolo, non riesco a vederlo in Spagna e me lo trovo qui. E fatalità me lo trovo a Mestre, ma il nostro obiettivo è anche riempire gli alberghi della città con persone che iniziano
a prendersi un pezzo del festival e stare qui quei 3-4 giorni di quelli che servono. Poi magari visitare i dintorni, eccetera. Un giorno farlo a Venezia, un giorno a Padova e un giorno dedicato magari al festival, e vediamo che iniziano ad arrivare anche da Trento. Quindi c'è un indotto, diciamo, si crea un indotto attraverso questa Diciamo che festival. in 3 anni si arriva a una conoscenza, almeno da quanto riguarda per le persone, regionale. Sì. E noi crediamo che con questo impegno, con questo con questa progettualità principalmente, riusciremo ad arrivare a un livello nazionale ben presto e far diventare il Mestre Book Fest un punto di riferimento di qualità per tutta l'Italia. Questo è quello che è il mio sogno. Sono sicura che lo realizzerai, perché sei molto determinato e molto preparato, e soprattutto hai anche, dicevamo prima, un lavoro corale, lavori insieme a delle persone, uno staff eccezionale che ti aiuta, ti sostiene, per cui quando c'è questa bellissima diciamo così, collaborazione tra colleghi, poi si vedono i risultati, no? Perché è il risultato, diciamo, di una collaborazione che poi porta a risultati di questo tipo. Da soli ovviamente non si va da nessuna parte, e io non ho questa supponenza di poter fare tutto da solo, anche perché ci sono delle cose che io non conosco, e quindi è ovvio che però tu sei quello esposto maggiormente perché ti metti in prima persona davanti, ma poi tu dietro hai tutta una schiera di persone ovviamente che lavorano. Da chi lavora alla logistica, da chi lavora alla grafica. E li salutiamo tutti, li ringraziamo tutti, perché da Matteo Antodic, che è il nome, sì, che è il direttore di Confcommercio Mestre, a Alessandro Scarpa, che è direttore della Bengala Agency, dalla Susi Merico, che è la ex vice direttrice della UBIC di Mestre, anche da tante persone che lavorano in Confcommercio che ci hanno dato una mano, come la Beatrice Collauto, e infine Alex Torchia, che è il responsabile dello scambio lavoro-università con la Ca' Foscari, che sono ben 13 ragazzi che ogni giorno lavorano per quasi 10 ore, sia col bel tempo che col maltempo, che sono veramente utili per la logistica e l'accoglienza degli ospiti. Quindi sì. Ascolta, ti chiedo una cosa, si parlava appunto della partecipazione. Tu tempo fa quando ci siamo sentiti le prime volte per organizzare questa intervista, dicevi gli autori vengono gratuitamente, quindi noi non facciamo pagare un biglietto, noi non chiediamo niente, gli unici biglietti, gli unici, diciamo così, pagamenti che vengono richiesti riguardano soltanto la cena. Ecco, lo spieghiamo anche questo, perché non è sempre detto, tanti si fanno pagare il biglietto, anche perché, quindi chapeau anche, diciamo, agli autori che si mettono a disposizione gratuitamente, quindi vuol dire che credono in questo festival. Assolutamente, io rappresento il Comune di Venezia, e quindi ovviamente il Comune di Venezia organizza degli eventi culturali per avvicinare la gente a questi, ed è impensabile che possano essere a pagamento. E di conseguenza noi chiediamo all'autore, ovviamente spesato, del vitto, alloggio, dell'accoglienza, ma anche questo è la cosa più importante, perché gli autori si parlano tra di loro e sanno che devono venire a Mestre perché si sono trovati bene negli anni precedenti. Questo è molto e quindi bello. Vuol dire che l'accoglienza, ho sempre detto ai miei collaboratori che noi dobbiamo essere la prima faccia che vedono appena scendono dal treno o dall'aereo quando escono fuori dal gate, non ovviamente dalla pista, e l'ultima persona che vedono quando vanno a dormire. Quindi li accompagnate in tutto il percorso? L'accompagniamo, stanno con noi, hanno del tempo per
stare nel media center. Questa è anche un'altra novità che Sì, non abbiamo ok. ancora detto, che Diciamola. abbiamo preso un negozio in Calle Legrenzi, sotto il Glicine, si vede immediatamente, per fare un info point, un media center dove ci sono le interviste con gli autori, quindi magari se qualcuno ha voglia di passare è facile che all'interno trovi l'autore della giornata che si sta bevendo una birra oppure sta facendo un'intervista. Molto interessante. E dicevo che ovviamente, non essendo una società di lucro, quindi ci sono molte società di servizi che creano dei festival anche a Mestre dove pensano che la cultura sia a pagamento, e noi crediamo che la cultura deve essere libera e che faccia poi ovviamente denaro con l'indotto che produce, cioè l'indotto deve essere dato a tutti, non a una persona singola che fa l'evento. Quindi noi facciamo l'evento gratuito, dopo ovviamente i bar, i ristoranti, gli alberghi, tutte le persone, le gelaterie hanno un indotto culturale, ed è così che si fa cultura in maniera responsabile e in maniera anche Organizzata. sì, sostenibile. Sostenibile, bravo. Quando fanno degli eventi a pagamento, i soldi del biglietto se li intasca la società che organizza l'evento, Sì. e a volte non resta niente di quello che fanno. Invece noi lasciamo una traccia ben profonda nel territorio. Questo sicuramente sì, anche perché oltre alla vostra gratuità mettete in evidenza anche, come stavo dicendo prima, la disponibilità dell'autore, Certo. che non chiede, perché anche uno può pensare magari un autore chiede un cachet magari importantissimo, tipo facciamo l'esempio, un Carlo Lucarelli, No, che è è un venuto esempio assolutamente gratuito, esatto, gratuitamente. che magari si pensa che possa chiedere un cachet Allora, ci sono importante. stati ovviamente, per quanto riguarda per esempio l'inaugurazione con Maurizio De Giovanni, ci sono stati 3 musicisti più la regista che sono venuti. Ecco, ovviamente quando uno suona, quando uno canta, quella è un'altra forma d'arte Certo. che va riconosciuta, quindi c'è stato un riconoscimento monetario, ma non dell'autore, solamente degli accompagnatori, perché Certo. comunque chi suona uno strumento, chi Esulano canta, dalla questione. esulano dalla questione. Certo. L'autore viene, tutti gli autori vengono gratuitamente, e non solo si parlano e dicono andiamo a Mestre perché a Mestre si sta bene. Bene, infatti lo stesso Lucarelli, se mi permetti, ha fatto anche un bel complimento alla piazza di Mestre. Io ero lì appunto tra il pubblico, c'era qualcuno che mormorava, diceva Io invece ho pensato dentro di me che Piazza Ferretto è veramente una bella piazza. Di sera si illumina. Si illumina, è molto bella, ha una profondità molto molto bella, come diceva lui. Mi piace molto Mestre, poi c'è È la prima volta che veniva, quindi sì, era rimasto... e mi ha promesso che ritornerà. Bene, quindi lo aspetteremo. Senti, voi avete organizzato, poi adesso vediamo quanto tempo ci rimane, avete organizzato questi incontri con gli autori attraverso 3 formule: il reading letterario, l'idea poi del one man show, cioè con accompagnamento musicale, e poi, come avevamo già parlato, appunto le colazioni, i pranzi con l'autore nelle mattinee oppure nelle serate, appunto con le cene o i Certo. pranzi. Nel caso di Lucarelli, ad esempio, io parlo di lui perché ho visto lui, ma è stato intervistato da un bravissimo docente universitario, un criminologo, che veramente hanno fatto attraverso anche la presentazione del suo ultimo libro, che è Almeno tu, e dove lui dice: questo è il libro più crudele che io abbia scritto, cioè ha creato una curiosità nel pubblico veramente incredibile, e per chi l'aveva letto questo libro, io poi ho sentito nelle firmacopie, dicevano io non ho dormito per giorni. Quindi Lucarelli è e rimane una persona che ha portato, perché si è aperto, diciamo, col botto con una persona che poi anche tutti gli altri ovviamente avranno una importante sicuramente presenza, però è un uomo che fa letteratura, cultura eccetera, ma fa anche molta televisione,
altri magari li vedi meno, lui è proprio un uomo anche proprio che fa televisione come le trasmissioni che ha condotto anche in passato, e quindi è molto riconoscibile. Una persona che credo... Infatti questa è stata l'idea, di portare persone riconoscibili. Esatto. Infatti domani avremo la Chiara Francini e Paolo Ruffini, quindi comico, persone. certo. E durante la settimana prossima avremo Sir Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca, che ha scritto una biografia. Anche Gabri Ponte, tra l'altro avete intercettato. Avremo Gabri Ponte giovedì 12 alle 21:30 in Piazza Ferretto, avremo Gemon in Piazza Ferretto alle 21 il martedì, Francesco Moser, il grande ciclista vincitore del Giro d'Italia, la Concita De Gregorio, la Xaba dalla Zorza, e per finire con... Ma ricordiamo anche Riccardo Patrese, che abbiamo avuto giovedì, esatto, alla concessionaria Carraro, esatto, che è una nostra sponsorizzata, certo, e quindi che ci ha dato anche 4 macchine elettriche per poter girare la città. Insomma, siete stati sostenuti, aiutati da tutti, e questo perché credo che hanno tutti riconosciuto il valore di questo importante festival. Allora, ti ringrazio di aver partecipato. Grazie mille. Quindi abbiamo dato le indicazioni di quello che c'è stato, di quello che succederà la prossima settimana. Manca una settimana, quindi avete ancora tempo. Quindi guardate il sito, i social, state attenti, ci sono tutti questi personaggi che vi aspettano, che hanno voglia anche di incontrarvi, perché sono lì a disposizione anche per essere intervistati, sono sempre molto disponibili, e noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana. E ringraziamo ancora Alessandro Tridello, appunto direttore artistico del Mestre Book Fest. Grazie. Grazie a voi.